A 5 anni dalla riforma Maroni, le aziende sociosanitarie territoriali si interrogano su come sviluppare i servizi di prossimità, una delle branche della riforma che è rimasta di fatto inattuata. Per quanto riguarda la SST Ovest milanese, in questi giorni è iniziato il monitoraggio delle strutture che dovranno essere valorizzate proprio per cercare di restituire un contatto con la cittadinanza, messo a dura prova soprattutto dalla pandemia. Qui siamo in via Savonarola davanti all'ex sede dell'ASL. L'edificio è abbandonato da anni, doveva essere venduto per recuperare i fondi per finanziare gli arredi del nuovo ospedale, in verità è rimasto dismesso. Come è rimasto dismesso buona parte del vecchio ospedale di via Candiani che ancora è in cerca di una destinazione. Il progetto della cittadella della fragilità resta valido, ma i contenuti dovranno essere rivisti proprio alla luce della riforma sanitaria del 2015. Che cosa succederà di questi edifici, come degli edifici dell'ambulatorio di Parabiago, dell'ex Cerletti di Parabiago, è tutto da definire.